No, I'm not a writer. Buondì, oggi è sabato, guarda che bella giornata, guarda che panorama. Ciao moto, ciao moto. Guarda che bei posti, guarda che bei posti. Sono per strada, qua sono in zona Ponte di Piave. Devo trovarmi con gli amici zingani di Van Dogs Nomads per andare ai Calini del Brenton, che è un posto che ho visitato più volte, non ho mai puntinato e neanche non ho fatto il video, quindi ci si va. Lì attaccato c'è una cascata fantastica, ma non ti anticipo troppe robe, sennò che senso ha il video. Dai, andiamo. E poi su al lago del Mis troviamo l'altra zingana della Valeria, del Vikings Fan Club. Che il Vikings sarebbe il nome del suo furgone, no? Te l'avevo già detto, sì. Per la rubrica l'Alzheimer con le puntine del mondo te l'avevo già detto, sì. Cane, digli che ci sei anche te, è qua in parte. E io adesso, per aspettare i zingani in inglese, vado in un posto all'ombra, da qualche parte, il primo buco che trovo. Ciao collega! No, stava litigando con la moglie. Magari eri tu che stavi sbaruffando con tua moglie e poi ti rivedi nel canale che non mi hai salutato. E io ci sono rimasto male. Vero cane? Anche il cane ci è rimasto male. Allora, io sono ripartito perché gli altri zingani sono lenti come una roba lenta. Mi ero fermato un distributore a montare il video della Slovenia, forse l'ho già detto, per la rubrica l'Alzheimer delle puntine del mondo. Che stanco, sono sempre in del sonno. Vuol dire, sono indietro di sonno, sono sempre indietro di sonno. Sono già in zona collinare, che bello, cioè a parte il merdaio qua di fabbriche. Ciao collega! Ma saluta, non guardarmi, so che sono bello però. E insomma, ha chiamato la Valeria del Vikings Fan Club. E ciao collega! Quello ha salutato, quello capisce. E ha detto che sta diluviando, un po' strano, però vabbè. Sì, che drogare non si droga. Cioè, è una tosa per bene, capisci? Questo collare lei va più lento di me, ho dovuto frenare se no gli andavo nell'anno. Guarda che bella chiesetta, eccola qua, quella che ti dicevo, la vedi? Non so se è funzionante. Là, sui monti con Annette, sì, là proprio, dove il cielo è sempre blu, praticamente non piove mai e non riescono a coltivare, capisci? Cioè, è un casino là dove c'è Annette. Guarda che belle stradine che ci abbiamo. Guarda che belle stradine con le collinette, vedi? Tutte morbidose, che hanno tutti gli alberi poci là, vedi? Oh! Razza e zingani! Abbiamo appena sentito il tuo messaggio adesso, in questo istante. Buono? È un bel messaggio. Dove sei tu? So, l'è scritto Sexy Shop. Cosa? So dove che l'è scritto Sexy Shop. Guarda là, che viene fuori una macchina dal Sexy Shop. Dove che è scritto Sexy Shop? Sì. Cosa amore? Vedi tu? Allora qua. Non so, prova. Ma riesci a fare due robe su una volta, dove è scritto Sexy Shop? Adesso... in quale paese? Adesso non le P. Sono da qualche parte, aspetta. Noi siamo distributori Alberto. No, io sono avanti. Sono tanto avanti. Ciao bello. No, uno che la sei saluta. Tanto avanti? Sì, sono... In che paese sei? Pederobba! Eccola che ho letto. Ah, Pederobba sei? Ok. Sì. Oh. Ma io stupidi? Oro. Se caten là? Sì, ci vediamo lì direttamente. Ok. Perfetto. A dopo. Oro. Ciao. I vari monti Emmy, hai visto? I monti. E a destra l'allevamento di trote, con un airone sopra che ha detto, qua ho trovato il self-service. Che bello, c'erano ancora i segnali stradali che i camion dovevano tipo andare dai 40 agli 80, i carri armati dai 30 ai 40. Buono cazzo, buono. Così se vengo col carro armato so. Guarda le pecore giù, guarda dove sono. Che roba, no cazzo, non so se le vedi con la porca troia di GoPro, erano proprio nella punta, no, dell'isolotto, che bevevano l'acqua, che forte.
Ingannaggio! Oh, altra zingana, porca che a troia, il cane del porco, eccetera, eccetera. Cioè tagli tutte intercalari che se no ne avanti fa 3 ore. Lo so. A tu ricevo il mio messaggio telepatico. Sì, è per questo che ieri devo chiamarti. E quindi a quanti chilometri sogno? No, aspetta un attimo perché non ho guardato. Mi sono devo venire giù, dopo No. ti dico dove che sono. Eh. Perché là le tute pienche, altri stingani. Come le pieghi? Oh, mi vai in spiaggia? Là, in stia, sì, per dire, tu sai che il bar alla cassetta Sì. là. Ecco, giù c'è spiaglietta che va giù, no? Ma va a dire che vai tutti in spiaggia in Calcasse, no in montagna? Allora, scusa, no, mica dice la situazione. Allora, là, la roba, 3-4 camper, il disastro delle macchine, tutti ingrumati e devo cercare di farsi una grigliata con gli ombrei verdi. Ma vai a dire se per mangiare 4 tocchi di carne, non li puoi fare di mango. Comunque, le piende senti, infatti ho cercato di chiamate a dirti perché si arriva là. E ora l'idea mia sarebbe fare come che altra volta, se trovi nei pressi da qualche parte. Mi senti tu? No. Sì. E dopo andiamo stanotte a dormire là? Io ho il furgone che ho anche da sbodarlo, la DSD che vive dentro le del gheio. Vabbè, ma va bene così, le pizzinano. So che pizzingano, però dopo ti spiego, però c'è fa un frac di acqua e mi deve stirare il motore un casino perché adesso si asciugava meglio, però ora c'è fa acqua, freddo, la fine del vegaggio, Cristo. Buono che la neve in giugno, no, il 1° luglio, buono cazzo. Vedi tu? Alla grande? No, ma la neve 2 anni fa. Ora che ho una galleria non so quanto che dura, se dura poca chiamata resta su, sveden. In che paese? Sì. Ma 42 km perché era un incidente e ora mi rallenta. Va bene, dai, mi metti in un paesino tranquillo, no? E dopo ti mandi a posizione. E fai così, boh, oro, fatta. Sì, perché sono anche a poche altri, tempo chi sai uno che è Flori parte. Io figa? No, Yuri. Cazzo, Valeria, anche a te. L'hai visto e è stato fuoco. No, sono passati i teenager adesso. Ho cambiato. Ascolta, Rivax. Va bene, dai. Oro, buon. Ciao. Ti segnalo, non ho fatto tempo a fare il video, Marziai, sulla sinistra c'è un'area picnic stupenda, veramente stupenda, bellissima, quindi sai che se capiti a ste parti nell'ora di pranzo mentre stai andando avanti vai là. Guarda che montagne, sono dove è un punto bello con le montagne che ti vede tutta la roba, vedi tu, gli alberi, le nuvole. Bravo. Ascoltami, i compagni un attimo fin un fincia per l'autostrada di salute. E ora cosa succede? No, non capivo. Boh, mi ferme e ora manca 29 km. Mi ferme da qualche parte e dopo te mi manda a posizione WhatsApp. Va bene. Bon. Va bene. Fatta. Dimmi che già tutto così, dove siete? Dimmi il paese. Anche il paese te vuole, massa. Ecco. E gli alberi, la strada, cioè non ti basta come dettagli. Ma te sia una di quei pignoli però, Sì, vedi tu? Vabbè. Vedi tu che roba? Aspetta, magari il navigatore mi dice qualcosa. No. Sarò vicino a Nemeggio. A che? Nemeggio, fa vedere la solita giusta, esatto. Oppure a Stabie. Guarda che le scritte tutte in dialetto come che parli me. Stabie, Canai, a tu vista, leggi qua. Va bene. Allora, aspetta, mi aspetta niente.
tempo de andarli, cioè devi andarli che vorrà, no, un quarto d'ora. Va tranquilla, Viterbo. Bon. Oro. Ciao. Ciao dopo. Ciao. Ciao. Ecco il mistolo, nuvolo, nuvolo, sole. Santa Giustina qua. Come si scende senza farsi male? Niente, bisogna farsi male per forza. Va bene, dai. Uople! Fermi! Dai cane, dai! Dai! Cane matto! Tutto matto! Don't nobody want me 'cause they know that I'm too much of a woman. And don't nobody want me 'cause they know that I'm committed to you. And ain't nobody loving me, ain't nobody loving me, ain't nobody loving me, ain't nobody loving me but you. Con la Valeria a fare il giro nel Viking, non ho portato neanche la GoPro perché siamo andati a vedere com'era la strada, no? E vabbè, dai. Comunque per i camper, vedi, con questa puoi andare tranquillamente, quindi dove ti metto la puntina la fai tranquillamente. C'è un limite di un'altezza 2,50, ma è dopo i cadini del Brenton e la cascata, quindi arrivando da qua, cioè avendo il lago a destra, non trovi quel cazzo là di 2,50 m, vedi? Te lo trovi segnalato ovunque, uno prende anche paura, no? Dice è imminente, invece no, tu sta nel tuo, bravo, permesso grosso. Peccato per la pioggia, guarda che bello che era, speriamo che smetta, però perché vi sto portando tutti in un posto molto figo. Porca di quella trota, non è tanto il lago qua, per carità è bello, guarda a destra che panoramation. Il fatto è che ci sono queste piscine naturali e sta cascata che è una figata. Abbiamo visto purtroppo però prima che sotto, siccome ha piovuto, si è alzato il lago e quindi non posso purtroppo stavolta entrare da sotto, dalle grotte dove entri a vedere, dove cade la cascata, no? Purtroppo non si può, o ci vuole la maschera e vai subacquea, e se no niente. Ain't nobody loving me but you. Don't I come home every night? I give you all my love, I do you right. Don't nobody want me 'cause they know that I'm too much of a woman. And don't know. Eccoci arrivati, vedi quel bar là a destra? Lì è dove c'è l'entrata per la cascata, no? Vedi, noi giriamo a destra, vedi qua c'è del parcheggio, perché eventualmente se hai famiglia o non vuoi camminare eccetera, qua dentro va a sinistra, vedi? Che c'è quelle rocce, quel piccolo orticello, dentro per di là ci sono i famosi cadini del Brenton, stupendo. Noi invece prima giriamo di qua perché dormiamo in riva al lago e dopo andiamo a vedere la cascata. Ovviamente ste robe qua il camper ormai è abituato, vero Emi? Ormai noi andiamo sempre nel selvatico qua, vedi? Oh, strade strette ci fanno una cipa, invece dobbiamo vedere che non continui ancora a piovere, se no ci troviamo allagati, no? Hai capito? Guarda là, qua voglio stare io, qua, e dopo io mi giro. Sì, preferisco star così. Cosa dici? Che vediamo il lago dalla dinetta? È vero che se ci giriamo, se viene sull'acqua è più comodo, però vediamo gli alberi, non vediamo il lago. Meglio così, Emi, dai.